L'Associazione Nazionale Onorificenze Cavalleresche consegna 2 targhe a 2 ex presidenti della provincia di Agrigento. Il cardinale Montenegro saluta Agrigento dopo aver guidato la diocesi per 13 anni. Contagi, focolaio a Naro, vaccinazioni dal 26 maggio al via alle somministrazioni senza prenotazione per gli studenti maturandi. Conclusa la marcia per le terme, il sindaco Valenti adesso attende Musumeci a Sciacca. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'Associazione Nazionale Onorificenze Cavalleresche consegna 2 targhe agli ex presidenti della provincia di Agrigento, Michelangelo Taibbi e Ignazio Cantone. Vediamo. Premiati con una targa speciale 2 importanti personalità della politica agrigentina, Ignazio Cantone e Michelangelo Taibbi. Ad entrambi, già presidenti dell'ente provincia, è stata conferita una menzione speciale ed un attestato di merito dall'Associazione Nazionale Onorificenze Cavalleresche presieduta da Gaetano Marongio e Paolo Cilona, durante una manifestazione svoltasi nella sala consigliare del Libero Consorzio Comunale ex provincia regionale. A noi cronisti non ci resta che ricordare le 2 figure, il cui impegno è impresso nella storia di questa città. Entrambi sono legati dall'appartenenza alla Democrazia Cristiana, il più grande partito italiano nel secondo dopoguerra e nel processo di costituzione dell'Europa. Ignazio Cantone, ultranovantenne, nato da una famiglia di commercianti, inizia il suo percorso politico dentro i gruppi giovanili della DC e dopo la laurea in scienze politiche si candida come consigliere comunale, ruolo che svolgerà per 10 anni, diventando poi assessore e vice sindaco della città di Agrigento. Tra il 1961 e il 1970 eletto consigliere alla provincia, farà l'assessore al bilancio e finanze prima di essere eletto presidente della provincia, carica che ricoprirà una seconda volta 20 anni dopo, svolgendo tra gli altri incarichi quello di presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Personaggio d'altri tempi, Ignazio Cantone, per molti solamente il presidente, darà un fortissimo impulso alle attività economiche, imprenditoriali e turistiche con la sua esperienza e la sua determinazione, virtù che ha sempre coltivato e irrobustito. Legatissimo alla sua famiglia, padre esemplare, ha saputo infondere e trasmettere ai suoi figli e ai tanti che lo hanno conosciuto lo spirito di servizio, la correttezza, la libertà nelle scelte ed il bene verso il prossimo. Michelangelo Taibbi, altro illustre agrigentino, nasce da una famiglia di lavoratori e fin da giovane frequenta anch'egli i gruppi giovanili della DC. Giovanissimo viene eletto consigliere comunale ad Agrigento, svolgendo fin da subito il delicato ruolo di capogruppo che gli consente di accrescere la sua esperienza politica e le sue doti oratorie legate al diritto costituzionale. Negli anni successivi, dopo aver fondato lo studio legale che porta il suo nome, l'avvocato Taibbi farà il consigliere alla provincia, l'assessore ed anche il vicepresidente dell'ente. Terminerà con immensa soddisfazione il suo percorso politico con l'elezione a presidente della provincia per 3 anni, imprimendo un forte slancio all'azione politico dell'ente con innumerevoli iniziative. Nel biennio 94-95 viene eletto presidente del Lions Club di Agrigento e nel 2002 svolge la funzione di consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Una giornata importante dedicata a 2 figure storiche agrigentine. L'idea è di Paolo Cilona, che ho accolto con moltissimo piacere perché trattandosi di 2 vecchi soci, cioè soci di vecchia data meglio ancora, che hanno veramente ricoperto cariche importantissime nel ruolo politico e soprattutto qua nella provincia. Oggi siamo qua per festeggiare questi 2 nostri soci, soprattutto per il fatto che loro hanno sempre dato qualcosa all'associazione. Una delle cose che mi piace sottolineare è che il 22 di febbraio del 2020 in questa sala abbiamo fatto l'ultima manifestazione e ripigliamo oggi nella stessa sala quella che è stata un'interruzione obbligata per il coronavirus 19. Quindi ripigliamo laddove avevamo messo un punto e avevamo detto arrivederci soci. È una giornata che
l'Associazione Nazionale Onorificenze Cavalleresche dedica a due suoi soci importanti in quanto hanno nel tempo svolto attività politica importante come la carica di presidente della provincia di Agrigento ed anche di autorevoli rappresentanti nel Consiglio Comunale di Agrigento. Quindi un percorso umano, politico e professionale che questa mattina noi ricorderemo attraverso la lettura dei passaggi più salienti della loro attività. Quindi l'ANEO che ancora una volta si distingue per avere dato ai propri soci l'opportunità di rincontrarsi e nello stesso tempo anche di consolidare quel rapporto di appartenenza. Devo dirvi che io ringrazio vivamente intanto l'associazione dei commendatori che ha organizzato questa festa. Per me è una bellissima cosa perché i ricordi della mia gioventù che partono dal 1960 quando ero consigliere comunale ad Agrigento e poi nell'80 qui alla provincia sono totalmente positivi. Quindi spero, quando mi daranno la parola, di dire qualche cosa per ricordare questi meravigliosi anni. Lei è il nipote del dottore Cantone che oggi ritira la targa per suo conto. Guardi, è veramente una grande emozione anche perché io di nonno ho l'esperienza dell'uomo di famiglia, quindi ricordo quando da piccolino eravamo in via Ateneo, lo chiamavano presidente, quindi è senz'altro un grande onore trovarmi qui oggi in un'aula che non avevo mai visitato e che è stata così importante per la vita di mio nonno e per la vita della mia famiglia, quindi un ringraziamento alle autorità e a tutti coloro che sono qui oggi presenti per questo tributo che in realtà è un tributo al servizio alla comunità, al servizio al nostro territorio. Sto benissimo e saluto tutti quelli che vi vedono e vi ascoltano e Nino Bellomo che parla con i suoi 99 anni. Un augurio per tutti e viva l'arte e viva l'arte. Sempre presente. È necessario essere presente e mi fa piacere perché stasera ripeterò una breve poesia dedicata alla Valle di Agrigento e forse anche una breve poesia dedicata alla donna, che la donna è bello tornare a partecipare agli eventi, no? Sì, indubbiamente essere presenti e essere sempre vivi e dare quello che è possibile nella propria personalità per gli altri, senza sentirsi mai niente. Essere per gli altri, ecco la mia morale, dare qualcosa sempre agli altri. Ci abbiamo i 100 anni allora. L'anno 21 a luglio saranno i 100 anni, speriamo di incontrarsi ancora. Ultima celebrazione ad Agrigento del cardinale Francesco Montenegro che per raggiunti limiti di età lascia la guida dell'arcidiocesi dopo 13 anni. L'occasione del saluto ai fedeli è stata la messa crismale. Vi lascio con l'augurio di essere Chiesa della Misericordia. Il Papa mi ha chiesto di andare a Roma. Poche, ma come sempre, incisive parole, quelle del cardinale Montenegro, che oggi festeggia pure il compleanno, spegnendo 75 candeline. Era il 23 febbraio 2008, quando l'allora Papa, Benedetto XVI, lo nominò arcivescovo di Agrigento, succedendo a Carmelo Ferraro. Nel maggio 2013 è diventato presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni della CEI. L'8 luglio 2013 è il cardinale ad accogliere Papa Francesco a Lampedusa nel suo primo viaggio da pontefice. Nel 2015 proprio il Papa lo ordina cardinale e nello stesso anno diventa presidente della Caritas. Al posto di Don Franco ci sarà l'arcivescovo Alessandro Damiano a guidare la Chiesa agrigentina. Ci sarebbe una svolta nelle indagini che riguardano il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazzara del Vallo il 1 settembre 2004. 2 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. I dettagli nel servizio. 2 nomi iscritti sul registro degli indagati a 17 anni dai fatti. Siamo forse a una svolta nel caso della scomparsa di Denise Pipitone. L'annuncio arriva nella trasmissione di Gianluigi Nuzzi, Quarto Grado, in onda ieri venerdì 21 maggio su Rete 4. Tornano infatti sotto inchiesta Anna Corona, ovvero l'ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico della piccola, probabilmente rapita a Mazzara del Vallo, e Giuseppe Della Chiave, tirato in ballo, tra gli altri, da Battista Della Chiave
Chiave lo zio sordomuto che in tribunale non ha mai voluto confermare le accuse rese dopo la scomparsa della piccola e oggi defunto. Della Chiave aveva rivelato di aver visto la piccola Denise in un capannone di Mazara del Vallo in braccio proprio al giovane intento a fare una telefonata. Ma per quale motivo sono indagati oggi? Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Marsala nell'ambito del nuovo fascicolo di indagine per mettere a fuoco eventuali depistaggi o fughe di notizie che avrebbero causato il mancato ritrovamento della figlia di Piera Maggio scomparsa nel settembre 2004. Saremo dunque a un bivio. La Procura siciliana farà inoltre esaminare alcune intercettazioni ambientali, 2 gruppi in particolare che saranno sottoposti al riconoscimento delle voci rilevate e trascrizione dei contenuti. Alcune conversazioni carpite nel commissariato di Mazara subito dopo la scomparsa della piccola e quelle raccolte dalla cimice installata dagli inquirenti sul motorino di Jessica Pulizzi. Secondo il racconto di Battista Della Chiave, oggi cruciale per la riapertura delle indagini, la bimba, dopo essere stata rapita, sarebbe stata portata con un motorino verso un molo, avvolta in una coperta prima di essere caricata su una barca. La testimonianza raccolta dall'avvocato Giacomo Frazitta, legale della famiglia di Denise, era stata contestata dai familiari dell'uomo poiché considerato inattendibile dato il deficit nella parola e nell'udito. Eppure quell'uomo, secondo gli esperti oggi richiamati ad un nuovo incarico, avrebbe raccontato egregiamente, ma a suo modo, una storia che potrebbe essere quella che tutti avremmo voluto sentirci raccontare fin da subito, senza stravolgimenti. Conclusa la marcia per le terme, il sindaco Valenti adesso attende Musumeci a Sciacca. Vediamo. 100 chilometri, 3 province e 4 giorni di cammino a piedi per avere un colloquio con Nello Musumeci. È la manifestazione che un gruppo di comitati e organizzazioni civiche di Sciacca, con in testa il sindaco della cittadina termale Francesca Valenti e il parlamentare regionale PD Michele Catanzaro, ha organizzato per chiedere al presidente della regione un maggiore impegno sulla questione delle terme di Sciacca. Gli stabilimenti termali della città agrigentina sono chiusi dal 2015 con diversi tentativi di attirare investimenti mai andati a buon fine. Alla fine della manifestazione Valenti ha consegnato un bonsai d'ulivo destinato al presidente Musumeci, che in quel momento non era in ufficio, invitandolo a Sciacca per confrontarsi con la popolazione. Siamo qua per cercare una soluzione, per condividere e trovare una soluzione per le nostre terme. Non è una protesta e non siamo qua contro qualcuno. L'unico obiettivo è quello di recuperare le nostre terme e basta. Un grosso rogo che si è sviluppato in contrada a Chimento, bruciando il bosco nei pressi della Mosella per tutto il pomeriggio. Ieri sono andate avanti le operazioni di spegnimento. 2 Canadair si sono alzati in volo, anche se in realtà uno è subito rientrato per avaria per tentare di spegnere le fiamme. Sul posto anche l'autobot della Forestale con 2 operatori e gli ispettori del distaccamento di Agrigento. In corso le operazioni di bonifica. A Roma il G20 della salute, obiettivo vaccinare il mondo rapidamente e prevenire la prossima pandemia. Lello Casesa. Combattere il Covid-19 con una campagna di vaccinazioni mondiale immediata e prevenire la prossima pandemia. Sono le 2 importanti direttive emerse durante il Global Summit di Roma presieduto da Mario Draghi e Ursula von der Leyen, che ha riunito, molti virtualmente, i leader del G20 per affrontare il tema della vaccinazione globale, la distribuzione dei vaccini nei paesi più poveri, la discussione di condividere brevetti e la loro produzione. Vaccinare tutti ovunque adesso, il leitmotiv ripetuto a chiare lettere dai padroni di casa e da molti ospiti, con la massima urgenza per ridurre il gap e rimediare alle ingiustizie dei momenti più difficili della pandemia. Sospendiamo i brevetti è la proposta del premier italiano favorevole ad una misura mirata, limitata nel tempo e che non metta a repentaglio l'incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche. Un'idea lanciata dal presidente americano Joe Biden, sostenuta dal francese Macron e inserita nella dichiarazione di Roma con un forte richiamo alla volontarietà delle licenze da parte delle aziende che producono vaccini. E proprio nel corso del dibattito sui brevetti a sorpresa arriva l'invito
impegno delle 3 grandi case farmaceutiche americane, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, a mettere a disposizione 3,5 miliardi di dosi per i paesi poveri per il biennio 2021-2022. Non si tratta di donazioni, ma della vendita a prezzo di costo agli stati a basso reddito e a prezzo ridotto a quelli a medio reddito. A donare ai paesi in via di sviluppo sarà invece l'Unione Europea, con 100 milioni di dosi entro il 2021, in particolare verso il continente africano. L'Italia farà la sua parte impegnandosi a produrre vaccini proprio con il contributo di aziende farmaceutiche italiane. Un focolaio di Covid-19 è scoppiato ieri all'interno di una struttura per disabili psichici nel centro di Naro. La notizia è arrivata dopo che uno degli operatori non residente a Naro è risultato positivo al test. Ci sarebbero almeno 10 positivi tra utenti e operatori che nella giornata di ieri sono stati sottoposti a tampone. Partono dal 26 maggio prossimo in Sicilia le vaccinazioni per gli studenti maturandi, lo prevede un'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci, dato l'approssimarsi degli esami negli istituti secondari di secondo grado. Gli alunni volontariamente e senza prenotazione potranno essere vaccinati. Per i maggiorenni si farà ricorso al siero monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca. Ai minorenni invece verrà somministrato Pfizer. Intanto dobbiamo dire preliminarmente che il Consiglio Comunale di Messina, con le proposte di delibera che ha approvato, ha oggi un regolamento molto avanzato, molto moderno, e con la delibera sperimentale che avevo suggerito alla Giunta di adottare e che ha adottato, abbiamo ridotto moltissimo i tempi per avere la concessione, addirittura per tavoli e sedie basta solo la PEC, quindi devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Oggi restano discriminati solamente i commercianti che hanno attività di ristorazione nelle piazzette tematiche, in quanto la sovrintendenza, smentendo quello che aveva dichiarato in commissione, non darà il nulla osta per l'installazione dei Deor, in quanto modificano la visuale prospettica dello stretto. Lei ha fatto una polemica su questo punto, una polemica social relativamente alla questione del tram, collegato, perché? Io non faccio nessuna polemica. Se i Deor disturbano la visuale prospettica, io voglio sapere il tram come ha avuto il nulla osta delle Belle Arti, la cancellata in via Vittorio Emanuele come ha avuto il parere favorevole, e il nuovo terminal crocieristico che verrà costruito su quell'area come ha ottenuto il parere, in modo tale che suggerirò ai commercianti di seguirsi con quelle linee guida. Chi deve intervenire per cercare di sbrogliare questa matassa, perché è urgente dare una risposta visto che si tratta di attività economiche che attendono da mesi? Io credo che l'assessorato regionale ai beni culturali dovrebbe dare un indirizzo preciso e anche urgente. Oggi l'associazione di volontariato I Ragazzi della Trinacria a Cannatello, frazione di Agrigento, per piccole e grandi azioni di pulizia e decoro urbano. Arturo Cantella. Continua l'impegno del volontariato dei Ragazzi della Trinacria, oggi come già domenica scorsa qui al Giardino di Habib. Sì, è stata una bellissima iniziativa che ha permesso di recuperare questo spazio, anche esso trascurato della nostra città, però possiamo sperare che in questa stagione estiva possa essere valorizzato, sfruttato da tante famiglie e da tanti bambini soprattutto. Oggi stiamo cercando di dipingere il bunker innanzitutto, faremo, o almeno ci proveremo, il cancello e recupereremo anche l'altalena. Negli scorsi giorni invece abbiamo scerbato tutta l'area, potato tutte le palme, inserito delle piante nuove nelle aiuole e diciamo che abbiamo fatto un grande lavoro. Diciamo che il lavoro è stato tantissimo ed è tantissimo, una zona veramente molto bella, anche perché gli abitanti ovviamente quest'anno ne usufruiranno notevolmente, visto che la sistemiamo e la sistemeremo, e sicuramente è un luogo veramente da ritrovare e da rivalutare, perché è molto bello, vicino al mare, i bambini potranno giocare, tra l'altro come si è detto prima ha un'importanza rilevante, perché andiamo a sistemare una villetta che è dedicata a un ragazzo che è morto alcuni anni fa per salvare
alcuni bambini dal naufragio, quindi diciamo che è una nobile causa. Oggi. Cantiere, altre iniziative da programmare? Ma noi non ci fermiamo mai, come associazione i ragazzi della Trinacria non ci fermiamo mai, quindi nei prossimi mesi sicuramente le iniziative saranno tantissime e sempre molto ma molto importanti per la nostra città. I resti dell'antica Mistretta, Amestratos, da oggi saranno dettagliatamente illustrati ai cittadini e ai turisti, grazie a 2 pannelli informativi installati nei pressi del sito archeologico emerso durante gli scavi in Largo del Progresso. I 2 pannelli, il cui fine è la ricostruzione storico-topografica della città in un arco cronologico di quasi 2 millenni, sono stati realizzati dalla Italgas grazie alla sinergia con la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina, che ha svolto l'attività di vigilanza preventiva, e l'amministrazione comunale di Mistretta. Il sito di Amestratos è stato rinvenuto nel 2018 durante i lavori Italgas per la realizzazione della rete cittadina del metano. Secondo la prassi operativa, infatti, nel corso delle attività di scavo è presente un team di archeologi che opera sotto la direzione scientifica della soprintendenza del luogo in cui si svolge il cantiere. Ancora un importante ritrovamento emerso grazie all'attività di vigilanza preventiva operata dalle soprintendenze dei beni culturali, che conferma la bontà di una norma posta a salvaguardia del patrimonio culturale. È importante evidenziare, sottolinea l'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà, la collaborazione e la disponibilità mostrata dalla Italgas attraverso la realizzazione dei pannelli descrittivi, che ci consentono di dare immediatamente visibilità all'area di scavo. Molti sono stati in questi mesi i ritrovamenti frutto della collaborazione tra pubblico e privato. Tra queste le più significative sono la necropoli di Messina e quella di Marsala, che ci hanno riconsegnato tombe ancora inviolate. La realizzazione dei 2 pannelli di metallo, delle dimensioni di 1 metro per 1,70 m, testimonia l'impegno della Italgas nella tutela e valorizzazione dei beni storico-archeologici ritrovati nel corso delle attività di scavo. Il posizionamento dei pannelli è avvenuto alla presenza della soprintendente Mirella Vinci, di funzionari dell'amministrazione comunale e di rappresentanti di Italgas. A circa 3 metri di profondità siamo partiti da uno scavo di 60 cm di larghezza, di 80 di profondità, siamo arrivati a 4 metri per 10 e 3 metri di profondità grazie appunto all'Italgas, e siamo riusciti ad individuare almeno il livello indigeno della città del VII-VI secolo a.C. Gli elementi più importanti sono le strutture più evidenti, le strutture murarie ovviamente, che sono indicate con i vari colori nella geometria sopra, che ci indicano un abitato di una certa consistenza sia nel III secolo a.C. che nell'età tardo-imperiale, V secolo d.C. Alcuni di questi materiali speriamo di metterli in mostra quanto prima, quella che speriamo di aprire tra non molto, e quindi sarà possibile vedere sia la pannellistica qua con tutto quello che c'è di storico, sia la parte dei reperti nella mostra successiva, e aspettiamo di poter verificare quello che le indagini giornate, anche come vedete in basso, ci hanno detto che continuano in tutto il resto della piazza. Domani 23 maggio l'anniversario della strage di Capaci, vediamo. Giovanni diceva che la mafia sarebbe stata vinta solo se la società riusciva a cambiare. Quindi era necessario creare una società diversa attraverso un salto generazionale che permettesse a giovani di creare una società nuova. E questo l'abbiamo fatto in tutti i modi in quest'anno, tanto da trasformare il 23 maggio da una data di dolore, quello lo è e per noi familiari lo sarà sempre, in una data di rinascita della società civile. Palermo e l'Italia non dimenticano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, strappati alla vita della mafia il 23 maggio del 1992
A 29 anni dalla strage di Capaci, nel capoluogo siciliano si terranno una serie di manifestazioni che vedranno il coinvolgimento, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Fondazione Falcone e il Ministero dell'Istruzione hanno organizzato una manifestazione che partirà proprio dal porto di Palermo, dove fino al 2019 attraccava la nave della legalità, sospesa temporaneamente a causa della pandemia. Lì, alla presenza del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Presidente della Fondazione, la professoressa Maria Falcone, sorella del giudice ucciso, si esibirà un'orchestra di studenti dell'Istituto Regina Margherita, eseguendo l'Inno d'Italia e dando il simbolico avvio alle celebrazioni. Nell'aula bunker del carcere Uccerdoni, che ospitò il primo maxi processo alla mafia, a partire dalle 8:50 si terrà invece la cerimonia istituzionale solenne. La piazza Maggiore del quartiere Calza, dove sono cresciuti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quest'anno ospiterà 2 gigantografie dei giudici. Sotto l'albero Falcone, tra le 17:40 e le 17:58, si terrà il momento conclusivo delle celebrazioni. Alle 17:58 il silenzio in onore delle vittime e la lettura dei nomi decaduti nelle stragi di Capaci e Via D'Amelio. L'evento sarà trasmesso in diretta social sulle pagine Facebook e Instagram @Fondazione Falcone. Quest'anno inoltre Wikimafia, libera enciclopedia sulle mafie con l'associazione Quarto Savona 15 e la Fondazione Falcone ha organizzato una serie di iniziative sui social media. Una è la campagna Diamo voce a Falcone legata all'hashtag Erano Semi, con Instagram come social network principale. Giovanni Falcone fu un uomo di Stato, questo lo sappiamo, e che a fronte di un fenomeno così complesso come Cosa Nostra riuscì comunque a concepire una reazione altrettanto organizzata e forte, sia da giudice a Palermo e con altrettanta efficacia da direttore degli affari penali a Roma. Lì concepì un sistema normativo e ispirò una normativa approvata poi tra il 1991 e il 1992, che purtroppo oggi stanno smantellando. A dichiararlo il consigliere del CSM, Nino Di Matteo. Quello di quest'anno è un anniversario particolare. Dobbiamo avere il coraggio di dire che qualcuna delle idee più forti e importanti di Giovanni Falcone viene forse tradita e si stanno realizzando degli obiettivi che erano quelli propri anche di chi quell'attentato organizzò ed eseguì. Ci sono molti di quei mafiosi che hanno fatto le stragi, che sono ancora vivi, hanno dei seguaci in Cosa Nostra e sperano anche di poter uscire dal carcere, quantomeno di poter ottenere dei benefici come la liberazione condizionale. Io credo, continua ancora Di Matteo, che sia come uccidere un'altra volta Falcone e tutte le vittime delle stragi. Di certo, però, c'è un punto sul quale vogliamo focalizzarci. Una legge, purtroppo talvolta, può essere disattesa e inosservata, ma un uomo, prima ancora che giudice, in questo caso, quello sarà per sempre vivo nelle nostre menti. La mafia uccide sì la carne, gli uomini, li fa a pezzi, li fa saltare in aria, pone bombe nelle loro auto, distrugge famiglie, scioglie nell'acido i bambini, ma gli ideali, quelli, restano in eterno. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Santino Lopresti, vicepresidente dell'area sud della Lega Nazionale Dilettanti, interviene sulle riaperture. Vediamo. Presidente Santino Lopresti, riprendono finalmente le partite con un minimo di pubblico, un evento sicuramente importante dopo 1 anno e mezzo di pausa. Sì, la ripresa è già avvenuta, siamo quasi, sia le parti, diciamo, i campionati di eccellenza di C1 e anche dell'eccellenza femminile sono quasi al completamento, perché ora, finito questo periodo del mese di maggio e quindi finiti i gironi che avevamo organizzato sia per il girone A che per il girone B, bene, andremo a fare i play-off e quindi tutto questo determinerà poi la vincitrice per determinare le società che dovranno andare alla Serie D. E per quanto riguarda la Serie D per calcio 11 di eccellenza, per quanto riguarda la C1 invece di calcio 5 per quanto riguarda la Serie B. Quindi in Sicilia mi pare che tutto è andato a posto, una serie di impegni che c'erano sono stati mantenuti dal Presidente del CONE che tramite la Regione Sicilia, quindi col governo, col governatore Musumeci e con l'assessore alla sanità a suo tempo e con l'assessore allo sport Maglio Messina, si era concordato quello di fare la gratuità dei tamponi.
in più con il governo nazionale, sul decreto sostegno ci sono le risorse per quanto riguarda sempre per fatti sanitari per le società di eccellenza, il cui ammontare non è indifferente, parliamo di circa 5.000 euro dal decreto sostegni nazionale per quanto riguarda proprio le spese sanitarie che sono state sostenute in questo avvio di campionato. Quindi è una cosa estremamente importante non solo per il calcio, per noi e per il Presidente Sibilia, che su questo in accordo col Presidente della Federazione Gravina hanno fatto un buon lavoro col Governo, e anche a livello regionale col Presidente Morgana, che assieme al Presidente del CONI Sergio D'Antoni, fresca riconferma alla Giunta CONI, sono riusciti ad ottenere dei risultati importanti, io penso per lo sport, perché in quel caso i tamponi erano riferiti a tutti gli sportivi e non solo al mondo calcistico. Quindi quando si tornerà alla normalità con il pubblico che potrà vedere interamente la partita e non come ora che ci sono solo delle piccole percentuali, 1000 persone Questo io penso che delle percentuali anche l'avvio dell'anno prossimo sarà ancora con un po' ristretta, però speriamo che si partirà con alcune percentuali per arrivare man mano alla totalità. Del resto io penso che ormai abbiamo imparato a conoscere meglio questo virus, abbiamo imparato a prendere le cautele che era giusto prendere, nel frattempo penso che si completerà così come la campagna vaccinale, così come sta andando avanti, io penso che tra giugno e luglio possiamo completare la campagna vaccinale e quindi siamo nelle condizioni di poter ripartire, come sempre stato ad agosto, di poter ripartire con i campionati di eccellenza, di promozione e poi via via con quelli di prima, di seconda e quelle provinciali sia di calcio a 11, di calcio femminile, maschile e femminile, e sia anche quelle di calcio a 5, quindi questo è estremamente importante perché anche non solo l'attività dilettantistica ma anche l'attività del settore giovanile che a giorni partirà, perché a giorni sarà dati avvia ai tornei pulcini ed esordienti da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, e quindi vi saranno dei mini tornei a livello regionale in ogni provincia, vi saranno dei mini tornei per fare ripartire questi tornei giovanili che sono i ragazzi, questi ragazzini che finalmente possono di nuovo risocializzare, ristare insieme, e quindi questo è importante proprio per uscire un po' tutti da casa e stare un poco insieme. E riparte dopo 4 anni anche l'ippodromo di Palermo, è chiuso dal dicembre 2017 quando la società di gestione fu colpita da un'interdittiva antimafia. Riapre e scopre una nuova vita. La società che ha vinto il bando vuole destinare l'impianto non solo ai cavalli. C'è il servizio. Una ripartenza che nel capoluogo di regione era davvero mancata. Dopo 3 anni e mezzo di chiusura all'ippodromo della Favorita di Palermo tornano le gare di trotto, ma non solo, perché l'impianto di Viale del Fante ha in progetto anche una serie di attività collaterali. È inoltre prevista la possibilità di realizzare grandi eventi nell'area dell'ippodromo. Questo sabato 22 maggio si riparte inizialmente a porte chiuse. La SIPET, società aggiudicatrice dell'appalto, ha preso questa decisione in via prudenziale, malgrado la zona gialla introdotta in Sicilia a Palermo solo dal 17 maggio, spiega Antonio Paccosi, amministratore unico della SIPET. La particolare situazione legata alla pandemia impone rigidi controlli per gli addetti ai lavori e per il pubblico. Start dunque alle 14:10, 77 cavalli partenti suddivisi in 7 corse. Nel centrale, premio apertura, tra gli altri driver ci sarà Gasparello Verde, figlio del compianto Biagio, icona dell'ippica palermitana. Nei primi test in pista è stata tanta la commozione da parte degli addetti ai lavori, a qualcuno è anche scesa qualche lacrima. Dopo il lungo stop delle corse cavalli, trottatori dovuto all'interdittiva antimafia messa dalla prefettura nei confronti della vecchia società di gestione dell'ippodromo, la nuova proprietà è impegnata a voltare pagina e proverà a cucire un rapporto vivo con il territorio. Ecco perché, sottolinea ancora così, vogliamo impegnarci affinché l'ippodromo torni ad essere frequentato da tanti appassionati dei cavalli, ma soprattutto dalle famiglie. Una scommessa per tornare a vivere l'atmosfera degli anni d'oro e trasformare la Favorita in una vera e propria
Agragora. Il MIPAF ha inserito dunque la favorita nel calendario ippico nazionale di quest'anno, 45 giornate di corse e un montepremi totale di oltre 1,8 milioni di euro. Dopo i sopralluoghi dell'11 e 19 maggio scorsi, proprio il MIPAF ha pubblicato il decreto che dichiarava l'idoneità della struttura e dei suoi servizi, un risultato che premia gli sforzi sin qui fatti dalla SIPET per riqualificare una struttura che nel periodo di chiusura ha subito furti e danneggiamenti. Le energie delle maestranze ingaggiate dalla SIPET si sono finora concentrate sulla rimozione dell'amianto, sulla riqualificazione delle scuderie, sulla sistemazione delle aree di allenamento e della pista da corsa. Quest'ultima è stata resa performante grazie alla posa di una sabbia già ultimamente sperimentata nell'ultimo periodo di attività. Il vecchio tabellone al centro della pista, posto sotto la torretta della giuria, sarà a breve sostituito da un maxi schermo a LED di 24 metri quadrati e dunque che vinca il migliore. Calcio, girone di eccellenza, scopriamo chi ha accesso ai triangolari validi per la promozione in Serie D. Carmelo Lentini. Ultima giornata della regular season nel campionato di eccellenza Girone A, dove i giochi per la composizione dei due triangolari, dove si contenderanno l'unico posto utile per andare in Serie D, sono certi per le prime 4 posizioni. Parteciperanno infatti di certo San Cataldese, Mazara, Akragas e Nissa, mentre per gli ultimi 2 posti occorrerà attendere l'esito di quest'ultima giornata. Ma cosa prevede il regolamento? Al termine della regular season si svolgeranno 2 triangolari per la promozione in Serie D. Questo è ciò che prevede il regolamento federale. Al primo triangolare partecipano la prima, la terza e la sesta classificata. Al secondo triangolare invece la seconda, la quarta e la quinta. Le vincenti dei 2 triangolari si affronteranno in una finalissima a campo neutro il prossimo 20 giugno con eventuali supplementari e rigori. In caso di parità al primo posto, per stabilire l'esatta posizione in classifica, si terrà conto nell'ordine della differenza tra le reti segnate e subite nel triangolare, del maggior numero di reti segnate nel triangolare. In caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso i locali del comitato alla presenza dei rappresentanti delle società. Se dovesse terminare così oggi il torneo di eccellenza Girone A con l'attuale classifica, si andrebbero a comporre i seguenti triangolari. Nel triangolare 1 San Cataldese, Akragas terza per differenza reti e Folgore. Nel triangolare 2 invece Mazara, migliore seconda per la differenza reti rispetto all'Akragas, Nissa e Don Carlo Misilmeri. Ma potrebbe succedere di tutto in quest'ultima giornata e in extremis il Canicattì, solo vincendo con il Cus e Palermo, potrebbe superare in classifica una tra Folgore e Don Carlo Misilmeri, impegnate guarda caso nello scontro diretto. Anche l'Akragas, in campo con il non certo irresistibile giovane Marsala, può sperare di agguantare la seconda posizione se la Nissa riuscisse a battere il Mazara o magari pareggiare. In caso invece di vittoria esterna della squadra canarina, entrerebbe in gioco la differenza delle reti. E tutto questo praticamente l'attuale differenza rete tra Akragas e Mazara è di 6 in favore dei canarini e per colmarle bastano pochi calcoli per capire cosa fare. Fortunatamente la compagine dei Temple ha recuperato diversi calciatori infortunati e mancherebbe all'appello solamente l'argentino Spinelli, che è sulla strada del pieno recupero e disponibile per i playoff Akragas. Mancherà Fricano squalificato. Akragas e Marsala in programma domenica alle 16:30 e a porte chiuse è stata affidata a Fabio Caruso di Palermo, il quale verrà assistito da Roberto Cracchiolo e Giuseppe Di Marco, entrambi di Palermo. Ma vediamo quest'ultimo turno cosa riserva. Akragas e Marsala, Canicattì Cus Palermo, Folgore Don Carlo Misilmeri, Nissa Mazara e San Cataldese Oratorio Marineo. Di scontato nel calcio non c'è assolutamente nulla, è ovvio che sempre sulla carta siamo favoriti, ma la partita va giocata e sicuramente va affrontata col piglio giusto, perché ci sono stati dei trascorsi, vai a vedere, contro il Canicattì, in cui il Marsala comunque
riuscito a pareggiare, anche perché è una squadra che, essendo fatta da giovani, libera di testa, giocano bene senza pensieri, quindi ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Quindi dobbiamo essere bravi nell'approccio, chiuderla tranquillamente senza avere poi nessun rimpianto, nessun rimorso per non averlo fatto. Riguardo il secondo posto non dipende solo da noi ad oggi, dobbiamo buttare un occhio sempre lì a Caltanissetta, dove si incontreranno comunque Nissa e Mazzara. Però che dire, così come abbiamo detto ultimamente, abbiamo sempre ribadito, non sarà determinante il posto in cui concluderai il mini torneo, ma determinanti saranno i triangolari. Sì, sarà una partita, una bella partita che non si deve sottovalutare, perché nel calcio tutto è possibile. Quindi noi affrontiamo come ci siamo affrontati tutti gli altri partiti. Quindi loro vengono qua e non hanno niente da perdere, quindi noi dobbiamo fare il nostro senza sottovalutare. Sono contentissimo di arrivare qua, è una società importante che ha degli obiettivi importanti. Quindi, dal primo giorno che sono arrivato qua mi sono trovato benissimo con tutti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.